Nuovamente collegati con Casa Citron... No, ma cosa sta facendo? Per piacere, ci colleghiamo più tardi, disturbiamo forse, eh? Vuoi che parla? Signor Giacomino, no. Aspetta, Omar, fammi una cortesia, non mi venire a disturbare mentre che sono nel mio intimo. Nel mio intimo di Carinzia, scusami, perché? Scusa un attimo che devo fare... No! Tagliate queste immagini, regia! No, mamma. Fammi leggere un pochettino, perché questo è il giornale, tu devi capire che quando uno legge ti stimola, perché io lo sai che io ho studiato da estetico e quindi ora sono ostetico. Ah, ostetrico! Sì, io ero ostetico quando ero giovane, ho studiato, ora tocca, mi viene a dire e mi vengono frangiate, frangiate di stomaco e quando... La presente quando mi aiutano? Ah, con la fange. Quando mi aiutano, io ora mi vengono frangiate. Ah, ti si sente tagliare lo stomaco? No, certe volte anche addogliate. Che cos'è? No, io sono ostetico, sono stato ostetico, ho studiato l'ostetico, ma le doglie non so che cosa, ma mi vengono a ripandare che ho un malessere e che quando mangio pesante, io infatti mi siedo qua, pesante, dolente. E mi alzo felice, minchia contento. È più leggero, più leggero. Sì, ma non faccia questi rumori, per piacere, ancora, no! Lo sai che sono le notizie che leggo, che mi passano attraverso il cervello e poi si scaricano a valle. Oh sì, per te ho comprato stasera. Sì, che chi mi va a fare rose a mia, manco quando ne maritammo, ma che se mi avesse portato rose rosse mia, chissà mi avesse venuto o sticchi stacchi. E invece mia, sticchi stacchi di che giusto però. Signora, siamo collegati, salve! Ah, Maruccio, bello! È contenta oggi, Oggi era un'altra giornata, anche perché guarda, ieri, devo dirti, ma tu l'hai vista mio marito? L'hai visto? Mi sembra che... Sì, eravamo collegati prima con suo marito. Chi stava svagando? Sì, l'abbiamo beccato in bagno. Sì, ma quello quando se ne va in bagno sdivaga, c'è per il giornale forse. Sì, è vero, signore, è il giornale, perché lo stimola tanto. Ce l'ha detto che... Sì, perché è ostetico, pure lui. Sì, ce l'ha spiegato prima. Ti ha imbrogliato che è ostetico? Ce lo diceva prima, nel senso sì. che è estetico, no che è ostetico. Lui ti ha imbrogliato che ha studiato ostetico. Ah, sì, infatti. No, è estetico. Ah, ho capito. E si porta il giornale che lo stimola, sì. Ho capito, ma stava cantando prima, cosa? Stava cantando, dico. Sì, sto cantando perché siccome gli ho dato un pochettino via aria, una cosa piccolina. Non ho capito. Gli ho dato una cosa piccolina che come si chiama? Una pillolina via aria. No, prima stava facendo via aria, ma no, io gli ho dato via aria, nel senso che con l'aria lui è un uccello quello, no? No, aspetta, non ho capito. Viagra. Viagra si chiama, sì. No, io via aria, anche per non farlo capire agli altri, via aria. Questa notte sono successe cose e io per questo sono contento. Cos'è successo? Non lo posso dire. Non lo può dire? No, sono cose private. Sì, sono cose tra me e il mulo. Come? Tra me e il mulo, è no che nel senso che è il mulo. No, è il mulo perché il mulo è che non sia e che non ho. Cioè è un mulo che quando è minchia. Ah no, come la luna, si dice lunatico. È lunatico, io invece lo chiamo un mulo perché è un mulo, quando puzza. Però ieri sera diciamo che è stato promosso. Sì, a scuola, tanto lui ostetico c'è. Case rosse per te. No! Smettiamola! Si fermi 2 minuti, ci colleghiamo più tardi, se no, guardate che faccia che fa che... Sì, sta bene, proprio, sta bene. No, perché sono sudato, devo dirti che sono completamente sudato, perché il bagno quando uno... Scarica, vabbè, sì. Scarica, si carica. Si carica, vabbè. Da un lato carica, dall'altro carico e scarico. È come il ragioniere praticamente. Carico e scarico. Sì, va bene. Sì, nel registro dei corrispettivi. Se corrisponde, ma se non corrisponde, vedi che a volte non mi corrisponde il mio tafanario. Il mio deretano. Ecco. Il mio culo. No. Rose rosse per te,
comprato stasera. Omar, e devo dirti una cosa, siccome non riesco a evacuare. Evacuare, sì. Evacua. Va bene, la saluto, la Ciao, saluto. Omar, ciao, ti saluto, ciao. Ora che finalmente ho finito. Perché c'è la porta aperta? Chiudi la porta! Omar, ancora a casa, non te ne sei andato! Che cortesia mi stanno